27ª edizione di Cocco Radicchio, rassegna enogastronomica. Cocco Radicchio nasce infatti nel 1988 con lo scopo di rendere omaggio a due preziose gemme del territorio agricolo veneto, il radicchio rosso di Treviso e il variegato di Castelfranco IGP. Quest'anno al gruppo dei ristoratori aderenti all'iniziativa se ne è aggiunto un altro, il ristorante Marcandole di Salgareda. Saranno proprio i titolari di questo locale, i fratelli Roberta e Alessandro Rorato, a dare il via alla rassegna. Il secondo appuntamento sarà invece al ristorante Miron di Nervesa della Battaglia, dove Cocco Radicchio andrà in scena il 30 gennaio. La manifestazione è realizzata con la collaborazione del Consorzio del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP. In totale saranno 6 gli appuntamenti della rassegna, in alcuni dei ristoranti più rinomati del Trevigiano. Cocco Radicchio è un modo per promuovere e valorizzare questo ortaggio d'eccellenza che in qualità di protagonista si presta in cucina ad abbinamenti creativi, talvolta anche insoliti, per far conoscere la sua qualità peculiare, la versatilità. E l'edizione 2015 offrirà nuove e interessanti interpretazioni della preziosa cicoria, una nuova edizione di Cocco Radicchio che vuole rappresentare ancora una volta le tradizioni e la grande cultura gastronomica del territorio, senza però dimenticare quella vivacità d'animo e quel piacere di vivere che da sempre caratterizzano la marca trevigiana, di cui il Radicchio IGP è un simbolo indiscusso.